18ª giornata nel girone B di Serie C femminile. Il Padova è reduce da due buone prestazioni che hanno fruttato 4 punti e l'hanno anche allontanata dalla zona più calda della classifica. Sul campo di Via Vermigli però ospita la capolista riozzese per provare a fare una nuova impresa. Le milanesi però partono forte. Al 6° minuto c'è questa punizione di Postiglione parata bene da Elena Orlando. Passano 2 minuti e ancora Orlando molto brava sul tiro di Lecce, poi però Oleotti spara altissimo. Si vede il Padova al 10°, bellissima questa azione di Aurora Favero che però conclude un po' debolmente. Così si arriva al 21° minuto e la riozzese passa in vantaggio su corner. C'è il colpo di testa di Galbiati, lasciata un po' sola all'interno dell'area piccola. Riozzese quindi in vantaggio a metà del primo tempo. 27° minuto, prova a reagire il Padova con questo tiro dalla distanza dal Pozzolo, parato però senza troppi problemi dal portiere. Secondo tempo, 3° minuto di gioco, proprio dal Pozzolo si fa anticipare così da Lecce, che poi viene estesa. Per l'arbitro è calcio di rigore, anche se rivediamo dal replay, se c'è contatto sembra essere nettamente fuori dall'area. Qui sembra proprio un errore del direttore di gara. Dal dischetto si presenta Grumelli che però colpisce il palo. Possiamo dire che giustizia è fatta, si resta quindi sull'1-0. Il Padova prova il pareggio. Il tiro di Carli è parato così dal portiere che si distende ed è via in angolo. 67° minuto però arriva il raddoppio della riozzese con questo bel sinistro dalla distanza di Menotti. La riozzese si porta avanti di 2 gol. E in pratica la partita finisce qui. Il Padova ha sperato di trovare il pareggio, è rimasta in gara per più di un'ora, poi però cala nel finale di partita e subisce anche questo gol molto bello di Galbiati al 70° minuto. Da applausi questo gesto tecnico, questa semi rovesciata che vale il 3-0 per la riozzese. Il Padova prova comunque a reagire, a cercare anche il gol della bandiera. Bella questa azione di contropiede che si sviluppa dopo una palla recuperata sulla tre quarti campo. Ancora Favero ci prova con il sinistro ma sfiora soltanto la traversa. Poi a 5 minuti dal 90°, purtroppo per il Padova, arriva anche il 3° gol subito su 4 da azione d'angolo. Quindi palle inattive fatali alla difesa biancoscudata. A segno questa volta è Cuneo per il poker della riozzese. Finisce quindi 4-0 per la capolista che spugna il campo del Padova. Le biancoscudate restano quindi a quota 18 punti in classifica, al quartultimo posto. La settimana prossima faranno visita al Trento.